Daniele De Martino parla di Mario Merola, spiega la profezia che ha fatto il re di Napoli da Nino D'Angelo a Gigi D'Alessio. Fammi sapere con un commento cosa ne pensi. E non dimenticate di seguirmi. Il re indiscusso è Mario Merola, ma infatti Nino D'Angelo artisticamente è figlio di Mario Merola. E se Mario Merola in una vecchia intervista molti anni fa disse, gli fecero la domanda: Maestro Merola, lei a chi vede a Napoli fra 10 anni? E lui disse: vedo un ragazzo dai capelli biondi, dal caschetto con i capelli biondi, e disse proprio, dice, vedo Nino D'Angelo. E quindi vuol dire che il maestro aveva ragione, perché a distanza di altri 15 anni dopo, lui a Palermo, in una vecchia televisione locale, sempre Mario Merola, questa è storia, fece un altro nome e gli rifecero, a distanza di 15 anni dopo, gli fecero la stessa domanda e gli dissero: maestro, lei a chi vede a Napoli tra un paio di anni? E lui disse: io 15 anni fa a Napoli mi hanno fatto questa domanda e io feci un nome, Nino D'Angelo. Oggi dice rifaccio un nome e oggi dico che a Napoli vedo Gigi D'Alessio. E vero fu. E quindi aveva ragione il maestro Merola, perché quelli erano i suoi figli, artisticamente erano i suoi figli.